Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4 che apre con una drammatica notizia di cronaca, un drammatico fatto di sangue nella notte a Monfalcone. Un 76enne ha cercato di uccidere la compagna con un coltello, poi si è autoinferto dei colpi. L'uomo è morto in ospedale poco dopo il ricovero, la donna 63 anni invece è salva e pare fuori pericolo. Vediamo. Ha tentato di uccidere a coltellate la compagna, poi si è autoinferto dei colpi ed è morto poco dopo in ospedale. È il terribile fatto di sangue andato in scena in un'abitazione di Monfalcone questa notte. Sulle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Gorizia vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso un uomo di 76 anni, forse in preda a una crisi, si sarebbe improvvisamente scagliato contro la compagna 63enne con in mano un coltello da cucina. Diversi i fendenti che hanno raggiunto la malcapitata all'addome. L'aggressore, convinto di aver ucciso la donna, ha poi rivolto la lama verso se stesso. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute ambulanza e polizia di Stato. I due conviventi sono stati portati d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita al 76enne, ma le ferite riportate erano troppo gravi. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. La 63enne invece si è salvata. Stando a quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Continua a nevicare, la bora soffia sempre più forte, sono le condizioni meteo in questa giornata a Trieste, il Carso è addirittura completamente innevato, la neve ha continuato a scendere e a Pese è addirittura bufera, ma questo non ha fermato gli appassionati delle escursioni, vediamo. Se ieri si poteva parlare di nevicata, oggi è bufera in piena regola sul Carso, dalle parti di Pese, su una delle camminate più amate dagli amanti del trail running, della mountain bike. Oggi sembra di essere in una località montana in piena bufera. La neve ha ricoperto tutto il Carso triestino, a Pese in particolare il paesaggio è fra i più suggestivi. Chi sperava in un'epifania innevata ha visto esaudire i propri desideri. Una vera e propria bufera che però non ha fermato gli amanti delle escursioni invernali. Non solo passeggiate sulla neve, ma anche attività sportiva in mountain bike attraverso i vari sentieri. Ad accompagnare la neve, come da previsioni, c'è anche la bora, via via sempre più sostenuta a Trieste e su tutto il Carso, con raffiche fino a quasi 100 km/h. Le raffiche si fanno sentire davvero sul Carso, piegano gli alberi in maniera sensibile e portano con sé la coltre bianca che diventa neve polverizzata. Tra l'altro diamo anche brevemente delle informazioni, il Delfino Verde, la linea marittima Trieste-Mugge è stata temporaneamente sospesa a causa della bora, mentre in mattinata era regolare il servizio di tutte le linee degli autobus della Trieste Trasporti, a causa poi del peggioramento delle condizioni meteorologiche gli autobus della linea 40 non transitano per Prebeneg e Caresana. E a causa delle condizioni avverse via Commerciale attualmente non è percorribile dagli autobus, ne conseguono ovviamente alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale, i mezzi della linea 64 transitano per Strada Nuova per Opicina, i mezzi della linea 30 raggiungono direttamente la stazione centrale. Questa è la situazione, queste invece sono le immagini che vediamo delle strade nella periferia triestina, poi fino al Carso, vedete è tutto bianco, tetti bianchi delle case, naturalmente il piano neve ha permesso, attivato nelle scorse ore, ha permesso di non far ghiacciare le strade che sono percorribili, a parte quelle citate poc'anzi grazie ai mezzi spargisale che sono tuttora attivi sul Carso, quindi una spessa coltre che ha ricoperto davvero tutta la zona e naturalmente vi daremo maggiori informazioni anche nell'edizione serale del telegiornale di Tele4 per quanto riguarda bora, neve e freddo, sperando che non vengano segnalati dei danni. Rimaniamo in tema, nessun tradizionale tuffo in mare dal Molo Audace, troppo proibitive le condizioni meteo fra bora, forte e neve. La comunità
greco-ortodossa è stata costretta a sospendere il rito del recupero delle acque della croce che era previsto per mezzogiorno. Queste le immagini girate poco fa durante la celebrazione nella chiesa di San Nicolò dal nostro Andrea Costa, e come vedete il rito si è comunque celebrato, il rito epifanico, però appunto senza poi il tradizionale tuffo in acqua e recupero della croce. La celebrazione nella chiesa si è comunque tenuta, un appuntamento molto sentito e importante per la città e la comunità greco-ortodossa così radicata nel tessuto sociale di Trieste. La liturgia è stata presieduta dal reverendissimo metropolita d'Italia ed esarca dell'Europa meridionale Policarpos Panagiotis Stavropoulos. La celebrazione è stata tenuta dall'archimandrita Gregorio Miliaris e infine è avvenuta la benedizione dell'acqua santa che si è tenuta sempre all'interno della chiesa. Andiamo avanti con i nostri servizi. Attraverso la società pubblica FVG Energia, la Regione ha in mente di aprire alcuni distributori di carburante proprio in modo da garantire aperture e servizi sempre a disposizione per la cittadinanza. Ce ne ha parlato a Sveglia Trieste l'assessore regionale a Energia e Ambiente Fabio Scoccimarro, intervistato da Bernardo Gulotta appunto in trasmissione. Ora sentiamo. Distributori di benzina pubblici aperti anche sabato e domenica che oltre a verde e diesel erogheranno anche gas liquido ed energia elettrica. È la proposta dell'assessore regionale ad ambiente ed energia Fabio Scoccimarro da attuare per tramite della società a controllo pubblico FVG Energia e con l'obiettivo di poter garantire apertura costante, controllo dei prezzi e un ventaglio di servizi sempre disponibili. Ho dato mandato al direttore generale di fare un progetto per 4-5 iniziali distributori di benzina che si chiameranno FVG Energia, quindi benzina regionale, che avranno il compito di essere così dei presidi anche nei giorni del sabato e eventualmente anche della domenica. Questo è l'obiettivo, in maniera da evitare ulteriore turismo del pieno. È un servizio in più si vuole dare, ovviamente metteremo lì tutti quei servizi che i distributori di benzina normali hanno difficoltà a garantire perché non sono economicamente sostenibili. Sto pensando al gas liquido che non è conveniente, alle ricariche elettriche che agli distributori di benzina non gli conviene un granché al momento, e quindi in futuro l'idrogeno, quindi tutti quei servizi innovativi o comunque di un certo tipo che il normale distributore non ha convenienza ad avere. Essendo una società pubblica si pone il nodo degli incassi e utili, ma l'assessore ha spiegato come l'obiettivo sia quello del pareggio di bilancio con eventuale utilizzo in reinvestimento delle somme aggiuntive che potranno essere ricavate. Una società che è una società per azioni e teoricamente può fare quanti utili vuole, in pratica il mandato che diamo alle società pubbliche è di non fare grandi utili, anzi fare il minimo possibile, perché l'obiettivo è dare un servizio al cittadino, non diventare ricchi. L'obiettivo sarà il pareggio e quindi potremo dare tanti servizi in più, quindi parte per ampliare i servizi, fra i tanti servizi ampliati ci sarà anche quello dell'orario e spero che veda la luce quest'anno auspicabilmente o al massimo a cavallo fra il 26 e il 27. Parliamo ora di sport, parliamo dell'ultima partita contro la Triestina che perde in casa al Rocco contro l'Alcione Milano per 2-1, una partita combattuta, entrambi i gol arrivano del secondo tempo, entrambi i gol di vantaggio degli ospiti, poi non basta la rete di Ionizza per risollevare la situazione, uomini di Tesser che rimangono a -2 in classifica. La cronaca degli highlights. Inizia con una sconfitta il 2026 della Triestina, battuta in casa per 2-1 dall'Alcione Milano. L'Unione subisce 2 gol nei primi 20 minuti del secondo tempo e non basta la rete di Ionizza per raddrizzare il match. Rossolabardati in campo con Matosevic, Moretti, Ionizza, D'Urso, Gunduz, Anzolin, Voca, Johnson, Silvestri, Pedicillo e Kliaic. Subito la prima occasione per la squadra ospite, palla in mezzo all'area e piattone di Lopez che spara alta la sfera. La risposta degli uomini di Tesser arriva al 15° minuto con Gunduz, ma il tiro è debole e Agazzi risponde di piede. 4 minuti dopo è D'Urso a farsi vedere, ma il tiro di sinistro finisce altissimo sopra la traversa. In pieno recupero del primo tempo è l'Alcione ad avere la palla del possibile vantaggio. Spizzata di testa di Lopez, raccoglie Bright che però colpisce distinto e la palla finisce a lato della porta. Così si chiude la prima frazione di gara.
Nella ripresa gli ospiti si fanno subito vedere, cross dalla destra, palla sui piedi di Marconi che di destro la mette alle spalle di Matosevic per l'1-0. Poco dopo, occasione triestina. D'Urso approfitta di un pasticcio difensivo di Agazzi che non trattiene la sfera, ma Pirola salva sulla linea. A mezz'ora dalla fine, però, l'errore dell'estremo difensore alabardato, cross da sinistra, smanacciata di Matosevic e palla che finisce comodamente sul piede di Pitù che non può sbagliare, 2-0. Le speranze della Triestina si riaccendono al 29esimo, esterno destro di Ionizza dal limite dell'area e la palla si insacca alle spalle del portiere. Gli ospiti tornano subito vicini al doppio vantaggio, ma Matosevic respinge il tiro da posizione ravvicinata. Sull'altro fronte la Triestina ci prova fino all'ultimo per pareggiare il match. L'occasione finale è di Ionizza che però perde tempo prima di calciare. Una sconfitta che pesa, viste le occasioni che ha avuto l'Unione. Gli uomini di Tesser rimangono a -2 in classifica. E allora sentiamo le parole di mister Attilio Tesser raccolte ieri sera in conferenza stampa al termine della partita contro l'Alcione. Sentiamo. L'umore di demoralizzazione non può essere che così. Per noi questa è una partita molto importante da dare un segnale subito di vita, malgrado tutte le voci che si sentono in giro, e recuperare magari sulla Pro Patria che aveva perso anche l'ultima partita, quindi era un'occasione importante per noi, avendo la partita casalinga. Ci tenevamo poi a far bene, perché deve essere un principio quello sempre di voler far bene. Quindi c'è grande amarezza, dispiacere, e poi abbiamo perso il calcio e questo peccato perché abbiamo preso quel gol all'inizio del secondo tempo così, e dopodiché qualche minuto di sbandamento, ma poi abbiamo ricominciato a spingere, c'è stato l'errore fine che c'è costato il 2-0 e da lì la partita si è messa, però ci abbiamo provato e creduto fino alla fine e penso che le occasioni anche per pareggiare, compresa l'ultima, le abbiamo avute. Prima o dopo sono partiti meglio loro, dopodiché verso la metà avevamo preso in mano la partita noi, abbiamo avuto loro un'occasione nei primi minuti e poi abbiamo avuto un paio di occasioni noi con bonus importanti, abbiamo pressato lì. Diciamo che c'era qualche rientro, c'era anche un po' di tensione maggiore secondo me oggi rispetto a e qualche giocatore che purtroppo non ha trovato la giornata migliore. Quindi per Faber come applicazione, come volontà sicuramente nulla da ridire, e penso che proprio con l'assalto finale gli ultimi 20 minuti lì abbia dimostrato quanto ci tengono, quanto abbiano voglia di lottare ancora. Bene, allora in chiusura torniamo sul fronte meteo, poi vi ricorderemo anche il cartello dei presepi. Andiamo però prima a vedere, eccolo qui, la pagina dell'Osmer, la situazione generale. Una depressione sull'Italia centro-meridionale determina l'afflusso di correnti umide sud-occidentali in quota e fredde e secche da nord-est al suolo. Mercoledì e giovedì prevarranno le correnti secche anche in quota, che garantiranno tempo stabile ma freddo. E allora vediamo oggi, cielo in prevalenza coperto con possibili deboli nevicate sparse sulle zone orientali, più probabili sul Carso e a Trieste. Sulla costa e sulle zone orientali soffia a Bora, sostenuta, forte come sappiamo a Trieste, con raffiche fino a 100 km/h. Le temperature minime toccano gli 0 gradi. E poi il tempo anche per domani, mercoledì 7 gennaio, nella notte fino al mattino cielo da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità a iniziare da ovest. Sulla costa soffierà a Bora, da moderata a sostenuta, con raffiche ancora forti a Trieste nella prima parte della giornata, temperature minime tra gli 0 e i 3 gradi, le massime tra i 2 e i 5. Ancora più freddo, fino a -3 gradi sulla costa per giovedì 8 gennaio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso ma con un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, quindi poco nuvoloso e poi aumenta la nuvolosità. Temperature sotto la norma con estese gelate notturne e tempo analogo, come vedete anche in tendenza per venerdì e per sabato, l'inizio del weekend. Vi ricordo che potete ancora mandare i vostri presepi e o alberi di Natale alle nostre emittenti. Contattateci per informazioni allo 040 300 500, ma potete mandare voi un video, ovviamente col telefonino in orizzontale affinché la messa in onda avvenga nel miglior modo, a commerciale.fvg@medianordest.it. Per questo TG è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo per l'edizione delle 19:30. Buon pomeriggio.